Benedetta nacque in un piccolo paese circondato dalle colline. Fin da bambina sentì nel cuore una luce speciale, un desiderio profondo di qualcosa di grande e puro. Le piaceva pregare, restare in silenzio, ascoltare il vento, sussurrare parole di speranza. Ma la vita, con i suoi percorsi misteriosi, la portò su una strada diversa. Un giorno, ancora giovane, sposò un uomo buono e generoso. Sembrava l'inizio di una vita felice, ma nel suo cuore ardeva un fuoco che non si spegneva. Sentiva che il suo destino era diverso. Desiderava amare, ma in un modo nuovo, più grande, più libero. Anche suo marito, col tempo, capì che quell'amore non era soltanto per loro due. Insieme decisero di vivere come fratello e sorella, offrendo tutto a Dio. In quella casa non c'era il suono di bambini che giocano, ma c'era il profumo della preghiera, della pace, della compassione. Si presero cura di una donna malata, accarezzandone il dolore con tenerezza infinita. Poi, quando il cielo la chiamò, Benedetta sentì che era tempo di partire. Lasciò tutto e si consacrò a Dio con tutto il cuore. Il cammino non fu semplice. La malattia la colpì, il dolore bussò alla sua porta. Ma la sua fede era più forte di ogni prova. Un giorno, dopo una preghiera piena di lacrime, sentì dentro sé una forza nuova. Si rialzò, più luminosa di prima. Cominciò allora la sua vera missione. Vide che molte ragazze vivevano nell'ombra, senza speranza, senza amore. Decise di dare loro un futuro, di insegnare non solo le lettere, ma anche la bellezza della vita. Ogni giorno apriva il suo cuore e le sue braccia, accogliendo chiunque avesse bisogno di aiuto. La gente iniziò a guardarla con stupore. Le sue mani scrissero regole per una nuova famiglia spirituale, donne pronte a donarsi, a servire, a portare luce dove c'era buio. Il suo nome diventò segno di speranza. Le autorità la riconobbero come guida, ma il suo orgoglio era solo nel sorriso di quelle giovani che finalmente si sentivano amate. Il tempo passava, ma il suo cuore restava giovane, sempre acceso di quella fiamma che l'aveva chiamata fin da bambina. Sentì che il suo cammino terreno stava per finire. Lo sapeva, lo sentiva nell'anima, ma non aveva paura. Si preparò con la dolcezza di chi ha sempre vissuto nell'amore. Un giorno, con gli occhi rivolti al cielo, si addormentò nella pace. Attorno al suo corpo si raccolse una folla immensa. Volti segnati dal dolore, sguardi pieni di gratitudine. Perché Benedetta non era solo una donna, era stata un faro, un dono, una madre per chi non ne aveva una. La sua luce non si spense, rimase nei cuori, nei gesti di quelle donne che continuarono la sua opera, nelle preghiere sussurrate da chi la ricordava con affetto. Il suo nome non fu dimenticato, perché chi dona amore vero non muore mai.